fasciatore non porta pena, non è colpa mia se funziona così. Adesso entriamo dentro le questioni tecniche. Ai miei studenti l'ultima volta l'ho spiegata con questa metafora del suonare la chitarra. Cerco di spiegarvela utilizzandola perché mi sembra rendere in maniera veloce concetti molto complessi. Allora, io ho un buon livello di apprendimento, però non so suonare la chitarra. È perché sono dischitarica? No, dobbiamo ragionarci. Ho una buona intelligenza musicale, cioè intelligo bene, leggo bene la musica, so suonare il pianoforte, per questo so suonare la chitarra? No. Ho una buona coordinazione manuale, eppure non so suonare la chitarra. Cioè ho tutti i processi pronti, ma non so suonare la chitarra. Il fatto che io non la sappia suonare, da che cosa è probabilmente dovuta? Che non c'è stato un meccanismo, e qui cito un pedagogista che tutti quanti conoscerete, Vygotsky, diceva che la scuola potenziava la zona di sviluppo prossimale, cioè lui diceva noi siamo potenzialmente in grado di leggere ma me lo devono insegnare, noi siamo potenzialmente in grado di scrivere ma me lo devono insegnare, ci siamo? L'incontro tra l'insegnamento e il processo biologico genera la conoscenza. Vediamo se mi spiego meglio. Se io nasco qui l'incontro con la lingua a cui mi esporrà il mio ambiente farà sì che il mio cervello impari a parlare un italiano tendente al trevigiano. Ma se io nasco 250 km in su, le stesse funzioni cerebrali impareranno un italiano tendente al tedesco, che se è un po' più in su impareranno direttamente il tedesco. Cioè, vediamo se arriviamo a capire la plasticità, il cervello possiede le potenzialità che vengono malleate dal sistema di istruzione e se le rende plastiche in un modo determina un risultato, se le determina plastiche in un altro ne determina completamente uno differente. Mi sto spiegando? Quindi la didattica che viene adoperata in questo caso per la cognizione numerica, ma per ogni altra tipologia di cognizione, determinerà prodotti completamente differenti. Fate un sorriso, perché questo indica che possiamo modificare tanto. Adesso entriamo dentro il discorso, ma se Daniela Lucangeli sa suonare il pianoforte, com'è che non sa suonare la chitarra? Le scienze cognitive chiamano questi meccanismi, fatemi segnali se vado troppo veloce. Le scienze cognitive chiamano questi meccanismi dominio specifici. Che vuol dire? Vuol dire, torniamo all'esempio del viso. Quando io vi dico viso, non occorre che vi ridica occhi, naso, bocca, perché il concetto di viso vi fa venire tutti i domini interni, ci siamo? Quindi quando io dico apprendimento, dentro apprendimento ci saranno dei domini, per cui il dominio apprendimento della chitarra non è la stessa cosa da apprendimento del pianoforte. E non è che perché io so uno si trasferisce nell'altro, a meno che non ci sia una mia precisa azione che è apprendimento attivo. Com'è? Quindi, facciamo l'esempio sui numeri, non è che insegnando i calcoli scritti io potenzi l'intelligenza numerica, perché sono domini differenti. E non è che insegnando a risolvere problemi della mamma che va a fare la spesa, quanto ricava e quanto spende, io plasticizzi la cognizione di problem solving. No. Quelli sono esercizi rutinari che stanno all'intelligenza di struttura, come le scarpe stanno ai piedi. E non è che cambiando le scarpe io insegni a camminare, è se insegno a camminare che ottengo la funzione. Mi sto spiegando? È questo l'incontro che chiedo con le persone che si occupano di didattica della matematica. Se non facciamo incontrare i processi che lavorano con
i vestiti didattici che gli mettiamo, noi possiamo mettere i guanti ai piedi e non ce ne accorgiamo. Possiamo mettere gli occhiali alle orecchie e non ce ne accorgiamo, cioè adottare una strategia non pertinente alla funzione. E allora la domanda: perché così tanti bambini a 8 anni presentano un profilo come se fossero discalculici e non lo sono? Le risposte cominciano ad avvicinarsi, vero? Non ancora. Ci voleva questa telefonata, perché fa respirare voi e fa respirare me. Adesso cerco di spiegarvi a modo mio il difficilissimo rapporto che sta. Lo sentite che è passione il mio e non è rimprovero, vero? Non è che ce l'ho con la scuola, io ho bisogno della scuola, non io, tutti. Allora, cerchiamo di capire il rapporto tra insegnamento e apprendimento, perché non è un rapporto lineare. Per capire come avviene dobbiamo capire come funziona la cognizione e l'apprendimento. Vi faccio vedere 2 diapositive. Guardatele perché vi dicono che cos'è nel cervello che avviene quando il neurone viene esercitato attraverso un apprendimento passivo poco pertinente e quando viene esercitato attraverso un apprendimento attivo e pertinente per dominio, cioè che fa esattamente quello di cui avrebbe bisogno. È la stessa identica area cerebrale stimolata da 2 tipologie di proposte differenti a livello di esercizio. Questo è il neurone in condizione passiva non pertinente. Vedete che cosa fa il neurone? Sinapsi, cioè energia biopsichica di linkaggio con altri neuroni. Adesso guardate cosa fa quando la strategia è pertinente. Ci siamo? Questa è la diapositiva che vi spiega senza parole cos'è la plasticità cerebrale. Sono riuscita a mostrarvela? Sapete la storia del collo della giraffa, per cui a seconda di dove erano le foglie si è modificata la struttura del collo? Così è per il nostro cervello, a seconda di come lo esercitiamo, noi modifichiamo le potenzialità fino a ottenere il massimo per potenzialità biologica. Allora, com'è possibile che lo capiamo nella riabilitazione di un tendine quando ci facciamo male sciando e non lo capiamo di fronte al meccanismo fondamentale che è quello di cognizione? È assurdo. È bello, guardate, l'ho dovuto far vedere a mil figlio per ottenere fiducia che non poteva imparare per la verifica di matematica del giorno dopo l'incentro, il circocentro, il baricentro e l'ortocentro secondo definizioni verbali messe in memoria, perché costringeva il suo cervello a fare tutti i passaggi di questo tipo, mentre se adoperavamo un'altra strategia che era quella visuospaziale gli consentiva di fare così. Allora, siccome mi ha creduto, siamo riusciti a superare la verifica e a dimenticare tutti gli orrori della geometria detta a parole che lo avevano forzato a mettere nella memoria fonologica. Fate un sorriso. Che fa la memoria fonologica? La memoria fonologica è da un po' che cito il buon Dio perché non so più a chi arrivare come riferimento autorevole. È quel meccanismo straordinario che il nostro cervello possiede per imparare a fare. Di sulla vetta della torre antica, passero solitario alla campagna cantando vai finché non muore il giorno ed erra l'armonia per questa valle. Ci siamo? Quello deve fare la memoria fonologica. Non è stata organizzata per fare
l'area del triangolo si fa base per altezza diviso 2, ma se voglio calcolare l'altezza devo fare 2 volte l'area fratto la base, ma se voglio non è fatta per fare questo, perché non ce la fa. Così come non è fatta per fare unità con unità, decine con unità, centinaia con unità, lineetta, unità con decine, decine con decine, centinaia con decine, lineetta, non è fatta. È come se insegnassimo ai bambini a camminare sulle mani e non importa che epistemologicamente la definizione verbale rappresenta l'esempio perfetto di efficienza nella sintesi della cognizione matematica, non è quella la via attraverso cui la apprendiamo. Questo mi hai insegnato. Questo mi hanno insegnato. Ci vuole un altro applauso. Adesso vi spiego qualcosa per i nostri bambini, tutti quanti, qualcosa. Sapete cosa hanno messo nella tombola di Natale i bambini della scuola materna? Come tombola di Natale per vincere... chi vinceva la tombola di Natale faceva 10 ore con uno dei miei laureandi tirocinanti per imparare a diventare intelligentissimo sui numeri. Questa è stata una soddisfazione incredibile. L'insegnante di questa scuola materna si è inventata questa cosa per arrivare a motivare i bambini, ma non serve, basta farli intelligere che la motivazione avviene, basta fare in modo che loro percorrano la strada giusta cognitivamente, perché adesso vi racconto un po' di cose che Vallo Ortigara vi ha già detto molto meglio, ma ve le rendo non solo per il mondo animale ma anche per la nostra specie. Allora, vi devo dire un po' di cose su che cos'è l'intelligenza numerica. Ho perso qualcosa? No. Ah, va bene, allora anche se le ho perse, pazienza. Vi cerco di dire qualcosa su cosa sia l'intelligenza numerica e come evolva a livello di plasticità cerebrale nei primi anni di vita. Allora, la definizione è semplice perché vuol dire intelligere attraverso la quantità. Però capire cosa vuol dire intelligere attraverso la quantità non è così lineare. Allora vi racconto come l'ho capito io quando comincio queste cose, per cui gli studi sono recenti ma molto forti, molto potenti. Eravamo in treno in Irlanda, io stavo finendo questo dottorato e c'erano come Brian Butterworth e Stanislav Dehaene, che sono i due mostri sacri della cognizione numerica nel mondo. Tra loro discutevano perché ancora non si era definita e io cercavo di non essere visibile per non entrare nella discussione e non essere, sapete, la codardia di colui che deve essere valutato, no? Ma ad un certo punto Brian cambia la nostra storia di tutti e tre perché mi dice: Daniela, look at there, Daniela, guarda là, cosa vedi? Pioveva, mi sembravano 3 pozzanghere. Mi dice: better, Daniela, si muovevano 3 animali. Better, Daniela, 3 mucche. Better and think, pensa, mi dice. Una mucca è marrone, una mucca è a macchie e una mucca è bianca. Lui mi dice: molto bene, Daniela, hai capito cos'è l'intelligenza di quantità. E io lì per lì, vedete, il mio carattere in questo senso, per fortuna, è proprio non so contenere, e gli ho detto: Brian, forse non ho capito l'inglese, per piacere mi ripeti? E lui nel ripetere mi ha detto così: prima di vedere una mucca bianca, una mucca macchia e una mucca marrone, prima di vedere 3 mucche, prima di vedere 3 animali, prima di vedere 3 pozzanghere, tu hai cognizionato 3. Lo vedete? È stupendo. Cantor l'aveva definito così il numero, ma un conto è la definizione che il matematico ha epistemologicamente descritto, un conto è la cognizione.
Da lì abbiamo cominciato a studiare il cervello. Com'è che cogniziona la quantità il cervello? La cognizione in maniera completamente differente dalle altre vie, soprattutto da quelle verbali. Vediamo di riuscire a spiegarci. Mentre voi mi guardate, il vostro sistema percettivo riconosce forme, colori, suono della voce, stanchezza della mia faccia. Tutto questo si può eliminare, ma voi riuscite lo stesso a riconoscere uno, giusto? Uno. Che natura ha questo uno? Se fosse una natura verbale, cioè che funziona come linguaggio, io dovrei essere uno, ma questa bottiglia non dovrebbe essere una. Perché? Perché io sono una persona, questa bottiglia è, ci siamo? Quindi non è per somiglianza di significato verbale, ma io sono una e questa è una, non abbiamo neanche la stessa forma, neanche lo stesso colore, non abbiamo neanche la stessa funzione. Ma poi guardate com'è la cognizione numerica, io sono una, ma sono costituita di 2 occhi, un naso, una bocca, speriamo milioni di capelli, cioè sono organizzata attraverso una sintassi di quantità. Il meccanismo cognitivo della quantità, per farvela breve, non è verbale ma è analogico, cioè funziona per analogia, è una grammatica cognitiva che la mente possiede dalla nascita, è presente anche nel ritardo mentale grave, è potentissima, risiede nel cervello antico, quello che avevamo quando eravamo animali anche noi, perché prima di imparare a parlare abbiamo avuto bisogno di imparare a capire se c'erano 3 dinosauri o un dinosauro solo, se era grandissimo il gruppo che avevamo di fronte o piccolissimo. Riesco a spiegarmi? È potente l'intelligenza di quantità, è dominio specifica, è innata. Ricordatevi quando avete avuto figli, ve l'hanno messo addosso, c'è chi dice che riconosce l'odore della mamma ma non è certo, c'è chi dice che riconosce la voce della mamma ma non è certo. Sapete cosa è certo oggi? Che riconosce uno. All'arrivo del papà, di cui non riconosce a 24 ore di vita né l'odore né la voce, questo è certissimo per i papà. Il cervello, non il bambino, il meccanismo di base riconosce, attenti, uno diverso da uno. E all'arrivo dell'infermiera, di cui non avrà mai più memoria, riconosce uno diverso da uno diverso da uno, che si chiama subitizing o riconoscimento di quantità senza contare. Il 3 è la quantità riconosciuta senza contare. Volete sentire quanto è potente nel cervello il 3? Scrivete questo numero: 174 miliardi 792 milioni 400.703. Per scriverlo di cosa avete bisogno? Del puntino. Quando gli arabi se lo sono inventato è perché non sapevano che il cervello aveva uno span 3, ma hanno dato un'organizzazione cognitiva al numero che riorganizza in 3, 3, 3. Mi sto spiegando? È potentissimo il 3. Ma se voi volete fare un esperimento, vieni qua, dottor Francesco. Fai un esperimento difficile. Guardami la seconda fila, non la prima perché sono troppo pochi. Dimmi quanti ne vedi. 7. Come li hai contati? A gruppi di 3-4. Ecco, adesso faccio domande difficili, sperimentali. 4 lo vedi senza contare? Devi guardarli. Sì. 5 lo vedi senza contare o lo spacchetti? Lo spacchetto. Perfetto, lui ha span 4, perfetto, al 5 torna a spacchettare. Voi fatevi questo auto-esperimento e vedrete finito. Voi vedrete 3, lo vedrete 3, non occorre che contiate, lo vedete 3. Dopodiché riorganizzate. Ci sono
dei metodi con cui nel ritardo mentale attraverso lo SPAN 3 insegniamo la successione del tempo. Lo SPAN 3 è potentissimo. Vi è chiaro cos'è lo SPAN 3? È proprio la cognizione di quantità 3. È innata, significa che i bambini prima di dire mamma riconoscono la quantità nella corrispondenza biunivoca.